bourrée in fasce. Per prima cosa lo proviamo alla sbarra. Prendo il braccio in seconda insieme alla gamba dietro, tramite il coude-pied. La gamba stesa passa sotto, mentre la sinistra va in coude-pied. Passando avanti, tramite la quarta, la sinistra va in mezza punta e la destra in coude-pied dietro. Qui la destra si appoggia e tramite il coude-pied si stende la gamba avanti. Stessa cosa all'indietro. Si apre la gamba dietro con il braccio aperto, quindi il sinistro in prima e il destro in seconda, con la testa dritta. Facciamo il pas de bourrée chiudendo le braccia in prima. Poi apriamo la gamba avanti con il sinistro in seconda, il destro in prima e la testa che va di lato, con le spalle che si stendono un po' indietro. Va a toccare il pavimento. Mentre quando l'abbiamo imparato, mettiamo la gamba a 45 gradi. Lo si fa anche verso il secondo. Lo sguardo rimane dritto e il corpo deve essere allineato alla gamba, quindi un po' avanti. Mentre quando apriamo la gamba in avanti, le spalle seguono sempre la linea della gamba, ottenendosi un po' indietro e la testa di lato.